Il 12 novembre l'acqua ha invaso abitazioni, cantine, garage e strade causando danni ingenti. Circa 70 cittadini residenti nelle vie di Portoguaro interessate dagli allagamenti si sono costituiti in un comitato. Assistiti dall'associazione di consumatori, hanno presentato un esposto alla magistratura per individuare eventuali responsabilità in collaborazione con la regione, la provincia, il comune e il consorzio di bonifica. I residenti chiedono un tempestivo risarcimento dei danni materiali e morali e sollecitano interventi per evitare che si ripetano eventi analoghi in futuro. Abbiamo ritenuto di interessare l'autorità giudiziaria con un esposto perché la magistratura indaghi se esistono fattispecie di reato. Il Codacons chiede di incontrare amministratori e tecnici a partire dal governatore del Veneto Luca Zaia per ricostruire l'accaduto. Secondo molti residenti non si tratta di eventi eccezionali in quanto le piogge nei giorni precedenti non sarebbero state molto intense. Negli allagamenti, tra l'altro, sarebbero andate perse decine di auto rimaste intrappolate nei garage. Molte case si sono allagate e comunque ci sono tutta una serie di cose che non ci tornano, diciamo, anche perché abito qui da 40 anni, ho vissuto quelle che sono state le varie emergenze idriche del territorio e sinceramente ci sono delle cose che richiedono delle spiegazioni. Troppo comodo, sostiene il comitato, sarebbe non fare manutenzione dei canali e dei tombini, non valutare gli effetti di una tangenziale, non dare l'allarme e poi dire è un fatto imprevedibile. Occorre insomma pensare anche al futuro. Quanto avvenuto merita una indagine su eventuali responsabilità, perché solo così, individuando le responsabilità, la gente è chiamata a rispondere della propria cattiva diligenza o dell'imperizia, della cattiva programmazione, impara e si evita che i fenomeni si ripetano per il futuro.